c'è un gelato spettacolare, vero? L'ho fatto apposta perché ora Castelmola rientra nel borgo più bello d'Italia e quindi ho voluto dedicare questo gelato proprio alla notte romantica e quindi ho voluto fare un gelato proprio dedicato a questa giornata, la notte romantica, che c'è il giallo che è gelosia, il rosso passione e il cioccolato che nell'amore non basta. Ma il bianco cosa sarebbe? Parliamo dei gusti. Il gusto non si può dire il gusto perché dovete venire ad assaggiarlo e poi capirete da soli che gusto è. È una mia creazione perché ho voluto mettere il giallo proprio per la gelosia, perché nell'amore se non c'è la gelosia vuol dire che è il rosso, passione, il cioccolato, che comunque il cioccolato un po' tutti, quindi va un po' fatto un gusto che sia per i grandi che per i piccoli, perché il cioccolato. Quindi possiamo vedere come, possiamo assaggiarlo, non possiamo mettere in una coppetta? Certo, assaggiarlo sì, ma vediamo che gusto ha. E questa è l'ultima nata di questa gelateria, sì, che ha un nome particolare, ricordiamolo, i Pititti di Stefania. Sì. Che significa i Pititti? I Pititti sempre, io richiamo sempre dei valori siciliani che ormai comunque andiamo a dimenticarli, comunque l'appetito detto in siciliano, che magari Appetito. Appetito, non hai appetito di mangiare e noi diciamo non hai appetito. Ok, e noi siamo venuti qui quando Stefania ha inaugurato, ormai sono passati 2 anni, no? Sì. Come è andata? Purtroppo c'è stato, eravamo all'uscita dal Covid mi pare, no? Sì, felicissima perché comunque il mio cliente mi ritorna, ho le mie soddisfazioni, finalmente ho fatto una cosa dove posso mettere proprio io le mani e il mio modo di essere, perché comunque in ogni gusto io ci metto del mio. Ho capito. Prima magari non potevo fare. Guarda lì, ha messo anche il Preparato biscottino. anche il biscottino e cuoricino, quindi dovete venire ad assaggiarlo perché questo è proprio dedicato alla notte romantica. Bellissimo, il borgo più bello d'Italia. Sì, Castelmola comunque rientra perché è veramente un paese bellissimo, è il mio paese, quindi lo mettiamo qui sulla Sicilia così magari chiamiamo sempre la Stefania, Sicilia. grazie, Ococciu d'Amore, il nuovo gelato dei Pititti di Castelmola.